E siamo arrivati alla chiusura anche di quest'ultimo appuntamento di Panorama Sardo del mese di aprile. Approfittiamo della collaborazione del nostro partner CNA, soprattutto l'ufficio studi, che nelle ultime 48 ore ha lanciato due nuovi report, uno riguarda il credito, l'altro riguarda gli appalti. Siamo insieme a Francesco Porcu, che è il segretario regionale della Confederazione Nazionale Artigiani, e partiamo proprio dall'accredito guardando la curiosità di questo avvio del 2021, ma anche rifletteremo su quanto è avvenuto nel 2020. C'è maggior credito per le imprese a conduzione familiare, più 2,7%, molto meno per le imprese più grandi, un crollo del 15%. Come mai? Sì, il nostro report, come lei diceva, prova un po' a fare il punto su quanto accaduto nel corso di questi anni, soprattutto l'anno scorso, e guarda la prospettiva che si apre nel 2021, che è una prospettiva che in parte ci allarma perché, come diciamo, oltre il 40% delle imprese sarde manifesta un elemento di criticità e anche di riduzione probabilmente della liquidità che è necessaria per gestire l'azienda, il capitale circolante. Questo anche in ragione del protrarsi degli effetti della pandemia e delle restrizioni sulle attività economiche. Ma per quanto riguarda lo scorso anno, nel 2020 abbiamo avuto un volume di crediti sui settori produttivi isolani che rispetto al 2019 denotano una condizione di stagnazione, più 0,4%. Ma se guardiamo ai volumi di credito erogati a sostegno delle imprese dal 2016 al 2019, la contrazione è stata di oltre il 25%. Quindi meno 2 miliardi e 700 milioni. Meno 2 miliardi e 700 milioni su 9,5 miliardi complessivi. Quindi parliamo di un terzo in meno. Parliamo di quasi un terzo in meno. Abbiamo fortunatamente un'accelerazione dei volumi di credito nella seconda parte dell'anno 2020 che, come lei riguardava, ha riguardato soprattutto le imprese di piccola dimensione e le imprese a conduzione familiare che si sono giovate delle garanzie statali. Una curiosità, su questo incremento fino a che punto ha avuto rilievo la garanzia dello Stato? Molto, è stata, diciamo, l'elemento chiave che in prevalenza ha giocato su questo incremento, e mentre nel periodo precedente la contrazione riguardava le imprese di piccola dimensione, la garanzia dello Stato ha consentito al sistema delle piccole imprese, come lei ricordava, quelle a conduzione familiare, di poter avere incrementi nell'ordine del 7% per le piccole imprese e del 10% per quelle a conduzione familiare. Perché una minore apertura per le imprese più grandi? Ma il dato ovviamente è un dato che tiene conto di un arco temporale limitato, e quindi noi stiamo prendendo in esame la seconda parte dell'anno, dove c'è stata una crescita molto forte per le imprese di piccola dimensione, che si sono potute giovare della garanzia statale. Ma se perdiamo nel medio-lungo periodo il dato del 2016 al 2019, vediamo che gli elementi di criticità e di sofferenza riguardano soprattutto le imprese di piccola dimensione, più fragili, sottocapitalizzate, con gli elementi di criticità che sono noti. Il report lo abbiamo, come dire, prodotto con riguardo appunto alla prospettiva e segnalando questa allarme e questa preoccupazione che riguarda da un lato il legislatore nazionale, con i quali la nostra Confederazione, ovviamente così come gli altri soggetti della rappresentanza, stanno intervenendo. E il protrarsi della pandemia rende necessario che ci sia una ulteriore proroga delle garanzie, delle moratorie, ma soprattutto tempi di restituzione più lunghi, perché nel corso di questi mesi le imprese si sono indebitate. Sul fronte regionale noi chiediamo che
alle misure che sono state introdotte, Fondo Emergenza Imprese, che sono state, come dire, costruite con modalità che inevitabilmente hanno avvantaggiato le imprese di grandi dimensioni, si costruiscano dei fondi ad hoc che riguardino le piccole e piccolissime imprese. Noi dobbiamo far fronte a questa necessità di liquidità che riguarderà il 2021, perché diversamente rischiamo la fuoriuscita del mercato davvero di centinaia di imprese a livello regionale, di migliaia nel panorama nazionale. Abbiamo addirittura d'arrivo il Recovery Plan. Nel Recovery Plan abbiamo grande attenzione per i giovani, più attenzione per le donne, un occhio di riguardo per il meridione d'Italia. Sì, nella versione che ha predisposto il governo Draghi c'è stata finalmente una accentuazione su questi elementi, quindi con una dotazione e con dei capitoli in cui buona parte, diciamo, delle risorse degli investimenti sono finalizzate sulle voci che lei richiamava, che sono uno degli elementi di criticità storica che il Paese deve superare, e quindi l'occasione del recovery è davvero un'occasione che bisogna non lasciarsi sfuggire per cercare di recuperare quegli elementi di ritardo che riguardano la condizione dei giovani e soprattutto quella delle donne. Giovani che hanno fatto segnalare in questi mesi della pandemia un abbandono record dell'attività scolastica. Addirittura la scorsa settimana si evidenziava in prima pagina sulla Nuova Sardegna che solo nel Cagliaritano nel mese di febbraio in 300 hanno abbandonato la scuola. Sì, la pandemia, gli effetti, la chiusura, gli effetti della formazione dell'istruzione a distanza e il crescere delle disuguaglianze, soprattutto e della povertà, che hanno riguardato migliaia di nuclei familiari e inevitabilmente hanno accentuato quel fenomeno che lei richiamava. Noi siamo la prima regione in Italia e tra le prime 15 regioni in Europa per abbandono scolastico. Quindi l'occasione del Recovery Plan e l'impegno ovviamente delle istituzioni e dei decisori istituzionali sul fronte della formazione, dell'istruzione è la chiave di volta per poter ovviamente nel tempo recuperare quelle condizioni di competitività che il Paese ha necessità di mettere in campo se non vogliamo regredire così come sta accadendo da 25 anni a questa parte. Prima di passare all'argomento appalti, un'ultima curiosità che riguarda il credito. Le problematiche nel dopo estate, quindi dall'autunno in poi, aumenteranno? Ma aumenteranno se ovviamente le cose non verranno, come dire, governate da un punto di vista della gestione e anche da un punto di vista degli sviluppi che riguardano la ripresa, diciamo, economica un po' a tutto campo. Noi ci auguriamo che tutta questa fase che riguarda appunto la fase vaccinale proceda in maniera spedita, che ci sia anche da parte dei cittadini tutti, perché questo è il problema. Notiamo che anche nel periodo in cui siamo stati in zona bianca il crescere, diciamo, dei contagi, la diffusione del virus non era legata alle attività, chiamiamole così, lavorative, ma invece a un uso per certi versi anche poco attento e sconsiderato di atteggiamenti e di assembramenti che possono essere evitati. Quindi se ci sarà una responsabilità anche da parte dei cittadini, noi probabilmente col crescere delle vaccinazioni e con il fatto stesso che ovviamente teniamo conto e adottiamo le misure che sono previste, dovremo riuscire nella seconda parte dell'anno finalmente a vedere, come dire, la luce in fondo al tunnel e quindi anche riaccendere un po' i motori dell'economia come tutti ci auguriamo, riuscendo a completare una stagione turistica che ci consenta di poter, come dire, registrare a fine anno una condizione in cui il PIL recupera gran parte delle posizioni che abbiamo lasciato lo scorso anno. Voltiamo pagina, parliamo di appalti e il report è freschissimo e della giornata di oggi e analizza addirittura i dati del primo trimestre del 2021.
Il particolare più clamoroso è che la Sardegna, che era stata prima in classifica come importo degli appalti, oggi si ritrova addirittura ultimissima, con meno 79% in questo avvio dell'anno. Sì, il dato del primo trimestre ci dice che sono crollati i grandi bandi e c'è stato un recupero dei bandi di piccolo taglio. Ecco, ricordiamo che piccolo taglio si evidenza quella fascia che va da 150.000 a 1 milione di euro. 150.000 fino a 500, da 500 a 1 milione sono gli importi di piccolo taglio. In questa fascia Gli appalti che interessano il vostro settore sono questi. sono gli appalti che interessano ovviamente il sistema delle piccole imprese o delle imprese artigiane. C'è stata una crescita nell'ordine del 30%, con una riduzione invece per quanto riguarda i grandi appalti. Il dato del primo trimestre ci dice che numericamente siamo allineati a quello del primo trimestre come numero, come invece volume di spesa passiamo da 197 milioni a 87 milioni, quindi meno 80%. Va rilevato comunque che siamo di fronte a una condizione, chiamiamola così, di raffreddamento del mercato che ha riguardato, e quindi una pausa di riflessione del mercato che è stata un po' generalizzata su tutto il territorio nazionale, e comunque noi ci auguriamo che già da questo trimestre, ma soprattutto nella seconda parte dell'anno, le aspettative sono buone e ci sarà comunque una ripresa dei bandi di gara delle opere pubbliche. Ecco, del vostro report si evidenzia che questo crollo degli appalti è motivato anche da un impegno minore dei comuni sardi. I comuni, da un punto di vista del numerico, c'è stata una contrazione, tendenzialmente da un punto di vista della spesa una tenuta. Quel dato però riguarda, come dire, del crollo della spesa, riguarda la grande committenza, per esempio l'ANAS in particolare, che in questo primo trimestre è stata impegnata in lavori di piccola manutenzione, mentre invece nel trimestre ovviamente precedente, quello dello scorso anno, aveva mandato in gara importi davvero molto rilevanti. Erano al vertice della classifica per l'impegno nei grandi appalti l'ANAS, ma anche Abbanoa. Abbanoa è stato nel corso di questi ultimi anni un soggetto che ha molto spinto e ha tenuto accesi i motori del mercato. Rispetto agli investimenti dell'ente è attesa nella seconda parte dell'anno un riequilibrio in termini di contributo anche da parte di Abbanoa. Ecco, ma il fatto che c'è stata una problematica che riguardava i vertici di Abbanoa può aver influito sul rallentamento? Qui parliamo di un trimestre, quindi da un punto di vista dei dati e quindi un ambito temporale molto ristretto. Certo che quegli elementi che hanno riguardato, come dire, la governance dell'ente è evidente che producono degli effetti anche da un punto di vista della capacità dello stesso ente di produrre e di mantenere ovviamente il trend di appalto nelle opere che ha in programma. Argomento di grande attualità, il super bonus 110% che ha rischiato di essere modificato nel recovery plan, e soprattutto per l'impegno di una parte politica alla fine si è avuta la conferma fino al 2023. E al momento si è strappato un impegno che a parte del governo, che dentro il recovery plan sono rimasti le grandezze che c'erano, però c'è l'impegno del governo di prorogare al 2023 la misura. Questo ovviamente è stato richiesto da tutti, da tutte le grandi confederazioni, in primis ovviamente la nostra, perché come abbiamo sottolineato da tempo, questa misura sarà in grado di produrre gli effetti che sono attesi se... Ti ricordi quello che poteva essere il volano economico? C'è una ricaduta straordinaria da un punto di vista degli effetti del mercato. Noi li abbiamo stimati, torneremo a farlo alla luce anche delle novità, perché per la verità poi ci attendiamo. L'impegno del governo è quello
di rimuovere le criticità che sullo strumento abbiamo visto. 97 certificazioni. Abbiamo visto in opera in tutti questi mesi. Il governo è atteso entro il mese di maggio con un provvedimento di semplificazione che inevitabilmente farà saltare il tappo che abbiamo vissuto nel corso di questi mesi, e quindi questo provvedimento potrà davvero dispiegare tutti gli effetti che noi ci attendiamo. Parliamo di decine di miliardi a livello nazionale, di centinaia di milioni sul mercato sardo. Faremo una stima nelle prossime settimane alla luce degli interventi e delle modificazioni che la normativa subirà, e da questo punto di vista ci attendiamo un contributo importante nella seconda parte dell'anno e soprattutto l'anno prossimo, nel 2022, per rilanciare il PIL di un settore importante come quello delle costruzioni. Ecco, a proposito di costruzioni, facciamo un salto indietro e siamo arrivati alle conclusioni. È proprio il settore delle costruzioni quello che sta pagando il prezzo più salato della riduzione del credito. Fin qui è stato così, e la riduzione siamo nell'ordine del 13%. Noi abbiamo commentato anche nella seconda parte dell'anno una crescita degli affidamenti e dei finanziamenti. Quindi porte chiuse per l'edilizia? Sono porte chiuse, l'edilizia paga lo scotto di una condizione che vede il comparto tra quei settori economici dove più alta è l'incidenza dei crediti deteriorati e delle sofferenze. E sul fronte del credito c'è bisogno ovviamente di attenzione e di riguardo, diversamente una parte importante delle nostre piccole imprese del tessuto produttivo avrà delle difficoltà a mantenere i trend di crescita che il mercato richiederà. Lei lo richiamava, dal recovery plan all'altro tipo di interventi. Nei prossimi anni il settore ci attendiamo una crescita significativa. Stanno per partire i titoli di coda, Porcu. Come sarà quest'estate 2021 per le imprese sarde, soprattutto per quelle turistiche? Ci auguriamo una buona estate, ci auguriamo che a partire dal mese di luglio di essere riusciti, come dire, a domare e a ridurre la pressione sanitaria innanzitutto, ma soprattutto in termini di circolazione del virus, per consentire a tutte le attività economiche di poter, come dire, rilanciare in termini, come dire, di lavoro, di occupazione. E poi ci auguriamo anche che si apra nella seconda parte, a partire da agosto-settembre, il mercato internazionale, che è una componente molto importante per poter vivere a pieno una stagione turistica che offra delle soddisfazioni che insomma la Sardegna si merita. Devo solo ricordarvi a questo punto l'appuntamento consueto del sabato con Sardegna 1 Economia. Grazie Porco. Grazie a voi, grazie a voi. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario. In Sardegna, Smart SOA, una società del gruppo Riverso. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Gruppo ISA, serietà e professionalità. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.